ci siamo tutti con il massimo impegno per far ripartire il Portogruaro, perché da qua non si torna più indietro. Quindi mi raccomando ragazzi, in bocca al lupo, prima di tutto vincere sempre, perché se vincete vuol dire che vi allenate e correte anche voi comunque. Quindi mi raccomando, mettercela tutta. In bocca al lupo a tutti quanti. Grazie Presidente. Venire il responsabile del settore femminile e anche Gabrielli del settore giovanile. Eccoli qua, questi qua, e adesso diciamo che iniziamo col settore femminile, così facciamo la presentazione del nuovo mister. Hi Giorgio! Buonasera a tutti. Intanto vi ringrazio anch'io, ringrazio il nuovo sindaco. Grazie nuovamente del nuovo, spero che E l'augurio che tutti noi vogliamo è che il prossimo anno sia tale o migliore di quello l'anno scorso, e l'impegno lo faremo perché noi dirigenti e con le ragazze sicuramente cercheremo di dare l'apporto alla città che ne ha tanto bisogno, specialmente nello sport, al di là del calcio, ma lo sport è importante in Portogruaro e non solo. E dal punto di vista, ribadisco che quest'anno abbiamo cambiato anche noi, come ha pronunciato Antonio, il nostro presidente, e volevo approfittare per avvicinare il mio allenatore, Rudy Moro. Ecco. Ho fatto anche non ho presentato il nostro consigliere, vieni pure Roberto, consigliere della sezione di San Donato. Sì, della federazione della San Donato. Così puoi anche stringere la mano a Rudy. Beh, niente, io a questo punto farei fare due parole a Rudy, al di là che sia una persona che dal primo giorno ci siamo un po' guardati negli occhi e abbiamo sposato un po' questo progetto, e pertanto Rudy ti lascio la parola. Buonasera a tutti. Un'esperienza nuova anche per me, avevo sempre fatto maschile, però ho avuto il piacere di conoscere il signor Giorgio e il signor Sciascia il 1° di giugno e dagli occhi ho visto un entusiasmo notevole per questo movimento femminile, e chiacchierando assieme mi sono fatto un po' di chiarezza. Sicuramente si discosta ma non molto dall'uomo, e alla fine ho sposato il progetto sperando che sia un matrimonio felice, ecco. No, sicuramente lo sarà. Anzi, lo sarà sicuramente. E adesso io vorrei presentare, che tutti quanti stanno, cioè ormai, vabbè, molti, quasi tutta Portogruaro lo conosce, vorrei presentare l'allenatore della prima squadra, Pino. È una vecchia gloria del Portogruaro calcio, quindi non tanto vedi, abbiamo detto nuovo e la vecchia gloria, La tifoseria, grazie. la tifoseria. Prima di dare la parola a Pino Rauso vorrei anche portare il saluto di tutto il settore giovanile del Portogruaro, che non è qui perché qui si parla di prime squadre, ma è in corso il camp, e anche domani mattina i bambini dell'attività di base saranno qui al Mecchia, quindi da parte di tutto il settore giovanile un saluto al sindaco neo insediato di Portogruaro. Un bacio da parte del sindaco e ragazzi. Grazie. Che dire, io sono felicissimo perché oltre ad essere di Portogruaro, quindi per me è un onore allenare la squadra della mia città. Poi comunque ho avuto un passato sia nel settore giovanile e anche in prima squadra 3 anni qua a Portogruaro. Quindi io sono qui perché voglio far bene, a me piace vincere, quindi sì, daremo il massimo per... Anche ai tifosi, Sì, immagino. Ci saranno le difficoltà, però a me le sfide piacciono e quindi sono qua per vincere questa sfida. Sì,
se vuole dire qualcosa, farci un in bocca al lupo, non so. Sì. Volevo solo fare anch'io una precisazione, un augurio particolare. Tu lo sai, Presidente, che mi riferisco anch'io al settore femminile, perché avere San Donato e Portogruaro questa voglia a Portogruaro di fare calcio al femminile è in questo momento una cosa molto importante. L'augurio mio è che troviate spazio non solo a Portogruaro ma anche magari nelle rappresentative future per perché sapete che abbiamo vinto il torneo delle regioni ed è un merito del femminile a San Siro. C'erano ragazzi di noi che hanno portato in alto i colori del ed è stata una cosa meravigliosa. Auguro anche a voi di poter raggiungere queste soddisfazioni. Un augurio poi lo faccio anche al nuovo allenatore, insieme al lavoro che faccio bene, ma soprattutto a Pino Rauso, che ho conosciuto adesso, e che avrà, non dico una sfida, perché con una società che ha questa voglia, con un'amministrazione che mi pare di aver intuito è molto vicina, vuole essere molto vicina alla società, sicuramente qua c'è da lavorare bene. Te lo auguro e lo auguro, e un in bocca al lupo a tutti quanti. Adesso per chiudere tutto c'è il mister che vuole regalarle un gagliardetto della... Posso farvi vedere una cosa? Non posso metterla, ma ve la faccio vedere. Non posso metterla, istituzionalmente non posso, però questa è la prima volta che esce. Quindi io non posso metterla. Il mister del femminile, il gagliardetto, e io le faccio un regalo perché lei verrà a vedere le partite, avrà bisogno sicuramente. Perché ha capito che siccome io non faccio sport mi manca un po' di muscolo, quindi ragazzi dovrò trovare più spesso sperando che i muscoli si incrementino, va bene? Lei è sempre la benvenuta.